Yered, Enoch, Matusalemme, Lamech, Noè, Sem, Cam e Jafet. Figli di Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tiras. Figli di Gomer: Askenaz, Rifat e Togarma. Figli di Yavan: Elisa, Tarsis, i Chittim e quelli di Rodi. Figli di Cam: Etiopia, Egitto, Put e Canaan. Figli di Etiopia: Seba, Avila, Sapta, Rama e Sabteca. Figli di Rama: Saba e Dedan. Etiopia generò Mirrod, costui cominciò a essere potente sulla terra. Egitto generò quelli di Lud, Anam, Laab, Naftuk, Patros, Casluk e Caftor, da dove uscirono i Filistei. Canaan generò Sidone, suo primogenito, e Chet, e il Gebuseo, l'Amorreo, il Gergeseo, l'Eveo, l'Archeo, il Sineo, l'Arvadita, il Semareo e il Camateo. Figli di Sem: Elam, Assur, Arpxad, Lud e Aram. Figli di Aram: Us, Ul, Keter e Mesec. Arpxad generò Selac e Selac generò Eber. A Eber nacquero due figli: uno si chiamò Peleg, perché ai suoi tempi si divise la terra, e il fratello si chiamò Joktan. Joktan generò Almodad, Selef, Asarmavet, Yarek, Adoram, Azal, Dicla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Avila e Jobab. Tutti questi furono i figli di Joktan: Sem, Arpazad, Selac, Eber, Peleg, Reu, Sereg, Nacor, Terak, Abram, cioè Abramo. Figli di Abramo: Isacco e Ismaele. Ecco la discendenza. Primogenito di Ismaele fu Neboiot. Altri suoi figli: Kedar, Abdeel, Nibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafis e Kedma. Questi furono i figli di Ismaele. Figli di Keturah, concubina di Abramo, essa partorì Zimran, Yoksan, Medan, Madian, Isbac e Suac. Figli di Yoksan: Saba e Dedan. Figli di Madian: Efa, Efer, Enoch, Abida ed Elda. Tutti questi furono i figli di Keturah. Abramo generò Isacco. Figli di Isacco: Esau e Israele. Figli di Esau: Elifaz, Reuel, Jeus, Ialam e Core. Figli di Elifaz: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna e Amalek. Figli di Reuel: Nacat, Zerac, Samma e Mizza. Figli di Seir: Lotan, Sobal, Sibeon, Anà, Dison, Eser e Disan. Figli di Lotan: Ori e Oman. Sorella di Lotan: Timna. Figli di Sobal: Alvan, Menact, Ebal, Sefi e Onam. Figli di Sibeon: Aia e Anà. Figli di Anà: Dison. Figli di Dison: Camran, Esban, Itran e Cheran. Figli di Eser: Bilan, Zavan, Iacan. Figli di Dison: Us e Aran. Questi sono i re che regnarono nel territorio di Edom, prima che regnasse un re sugli Israeliti. Bela, figlio di Beor, e la sua città si chiamava Dinaba. Bela morì e al suo posto regnò Jodab, figlio di Zerac, la Bosra. Jobab morì e al suo posto regnò Cusam, del territorio dei Temaniti. Cusam morì e al suo posto regnò Adad, figlio di Bedad, colui che vinse i Medianiti nelle steppe di Moab. La sua città si chiamava Avit. Adad morì e al suo posto regnò Samla da Masrekah. Samla morì e al suo posto regnò Saul da Rocobot Nar.
Saul morì e al suo posto regnò Baal Canaan, figlio di Acbor. Baal Canaan, figlio di Acbor, morì e al suo posto regnò Hadad. La sua città si chiama Pau e la moglie si chiamava Metabel, figlia di Matred, figlia di Mezab. Hadad morì e ci furono allora in Edom dei capi, il capo di Timna, il capo di Alva, il capo di Yetet, il capo di Olibamà, il capo di Ela, il capo di Pinon, il capo di Kenaz, il capo di Teman, il capo di Mibsar, il capo di Magdiel, il capo di Rama. Questi furono i capi di Edom. Questi sono i figli di Israele: Ruben, Simeone, Levi, Giada, Issachar, Zabulon, Dan, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad e Aser. Figli di Giuda: Er, Onan, Sela. I tre nacquero dalla figlia di Sua, la Cananea. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore, che perciò lo fece morire. Tamar, sua nuora, gli partorì Peres e Zerac. Totale dei figli di Giuda 5. Figli di Peres: Chesron e Camul. Figli di Zerac: Zimri, Etan, Eman, Calcol e Darda. In tutto 5. Figli di Carmi: Acar, che provocò una disgrazia in Israele con la trasgressione dello sterminio. Figli di Etan: Azaria. Figli che nacquero a Chesron: Yarachmiel, Rama e Chelubai. Ram generò Amminadab. Amminadab generò Naxon, capo dei figli di Giuda. Naxon generò Salma. Salma generò Boz. Boz generò Obed. Obed generò Jesse. Jesse generò Eliab, il primogenito, Amminadab, secondo Simea, terzo, Metanel quarto, Raddai quinto, Osem sesto, Davide settimo. Loro sorelle furono Seruia e Abigail. Figli di Seruia furono Abisai, Joab e Asael 3. Abigail partorì Amasà, il cui padre fu Jeter Ismaelita. Caleb, figlio di Chesron, dalla moglie Azubà ebbe Ieriot. Questi sono i figli di lei: Jeser, Sobab e Ardon. Morta Azubà, Caleb prese in moglie Efrat, che gli partorì Cur. Cur generò Uri. Uri generò Besalel. In seguito Chesron si unì alla figlia di Machir, padre di Galad. Egli la sposò a 60 anni ed essa gli partorì Segup. Segup generò Jair, cui appartennero 23 città nella regione di Galad. Chesur e Aram presero loro i villaggi di Jair con Kenat e le dipendenze, 60 città. Tutti questi furono figli di Machir, padre di Galad. Dopo la morte di Chesron, Caleb si unì a Efrata, moglie di suo padre, Chesron, la quale gli partorì Ascur, padre di Tecoa. I figli di Yarachmel, primogenito di Chesron, furono Ram, il primogenito Bruna, Oren, Osem, Achia. Yerachmel ebbe una seconda moglie che si chiamava Atarà e fu madre di Onam. I figli di Ram, primogenito di Yerachmel, furono Mas, Yamin e Eker. I figli di Onam furono Sammai e Iada. I figli di Sammai, Nadab e Abisur. La moglie di Abisur si chiamava Abiail e gli partorì Acban e Molid. I figli di Nadab furono Seled e Appaim. Seled morì senza figli. Figli di Appaim, Isei. Figli di Isei, Sesan. Figli di Sesan, Aclai.
figli di Iada, fratello di Semmai, Jeter e Ionata. Jeter morì senza figli di Gionata, Pelet e Zaza. Questi furono i discendenti di Ierachmeel. Sesan non ebbe figli, ma solo figlie. Egli aveva uno schiavo egiziano chiamato Iarca. Sesan diede in moglie allo schiavo Iarca una figlia che gli partorì Attai. Attai generò Natan, Natan generò Zebad, Zebad generò Eflal, Eflal generò Obed, Obed generò Jeu generò Azaria, Azaria generò Cheles, Cheles generò Elasà, Elasà generò Sismai, Sismai generò Sallum, Sallum generò Jecamia, Jecamia generò Elisamà. Figli di Caleb, fratello di Erachmel, furono Mesa, suo primogenito, che fu padre di Zif, il figlio di Maresà, fu padre di Ebron, figli di Ebron, Core, Tapua, Rechem e Sema. Sema generò Racam, padre di Jorquam. Rechem generò Semmai, figlio di Semmai, Maon, che fu padre di Butsur. Efa, concubina di Caleb, partorì Carran, Mosa e Gazez. Carran generò Gazez. Figli di Yadai, Rechem, Joatam, Chesan, Pelet, Efa e Saf. Maca, concubina di Caleb, partorì Seber e Tircanà. Partorì anche Saf, padre di Madmannà, e Seva, padre di Macbennà, e padre di Gaba, figlia di Caleb fu Aksa. Questi furono i figli di Caleb, figli di Cur, primogenito di Efrata, Sobal, padre di Kiriat Yarim, Salma, padre di Betlemme, Karef, padre di Bet-Kader. I figli di Sobal, padre di Kiriat Yarim, furono Reaia, la metà dei Manattei e le figlie di Kiriat Yaramim, gli Itrei, i Putei, i Sumatei e i Musrei. Da costoro derivarono i Soraiti e gli Ostroaliti. Figli di Salma, Betlemme, i Nofatiti, Atrobeiatrob e la metà dei Menattei, i Soriti e le famiglie degli scribi che abitavano a Iapes, i Tiratei, i Simatei e i Sucatei. Questi sono i Keniti, discendenti da Cammat, padre della casa di Recab. Questi furono i figli che nacquero a Davide, a Hebron. Il primogenito Ammon, nato da Achinoam di Israele. Il secondo Daniele, nato da Abigail di Carmel. Il terzo Assorenne, figlio di Maca, figlia di Talmai, re di Chesur. Il quarto Adonia, figlio di Achit. Il quinto Sefatia, nato da Abical. Il sesto Itream, nato da sua moglie Egla. 6 nacquero a Ego, dove egli regnò 7 anni e 6 mesi, mentre regnò 33 anni a Gerusalemme. I seguenti gli nacquero a Gerusalemme: Simea, Sobab, Natan e Salomone, ossia 4 figli nati da Betsabea, figlia di Armiel. Inoltre Ibcar, Elisama, Eliferet, Noga, Nefer, Iafia, Elisama, Eliadà ed Eliferet, ossia 9 figli. Tutti costoro furono figli di Davide, senza contare i figli delle sue concubine. Tamar era loro sorella. Figli di Salomone, Roboamo, di cui figlio Abia, di cui fu figlio Asa, di cui fu figlio Giosafat, di cui fu figlio Joram, di cui fu figlio Atazia, di cui fu figlio Ioas, di cui fu figlio Amazia, di cui fu figlio Azaria, di cui fu figlio Jotam, di cui fu figlio Agaz, di cui fu figlio Ezechia, di cui fu figlio Menasse.
di cui fu figlio Amon, di cui fu figlio Giosia, figli di Giosia, il primogenito Giovanni, il secondo Joachim, il terzo Sedecia, il quarto Salmo, figli di Joachim, Ieconia, di cui fu figlio Sedecia, figli di Ieconia, Malchirano, Padaia, Senassan, Iachemina, Osama e Nedabia, figli di Pedaia, Zorobabele e Simei, figli di Zorobabele, Messulam e Anania e Selomit, loro sorella, figli di Messulam, Casubà, Oel, Berechia, Casadia, Yusab, Cesel, 5 figli, figli di Anania, Pelatia, di cui fu figlio Isaia, di cui fu figlio Refaia, di cui fu figlio Arnan, di cui fu figlio Abdia, di cui fu figlio Secania, figli di Secania, Semaia, Cattus, Igal, Pariac, Nearia e Safat, 6, figli di Nearia, Elioanai, Ezechia e Ezricam, 3, figli di Elioanai, Ovadia, Eliasib, Pelaia, Accub, Giovanni, Delaia e Anani, 7. Peres, Chesron, Carmi, Cur e Sobal. Reaia, figlio di Sobal, generò Yacat. Yacat generò Acumai e Laad. Queste sono le famiglie dei Soreatiti. Questi sono i discendenti del padre di Etam: Israel, Isma, Idbas. La loro sorella si chiamava Aslelponi. Penuel fu padre di Gedor. Ezer fu padre di Cusà. Questi sono i figli di Cur, il primogenito di Efrata, padre di Betlemme. Ascur, padre di Tecoa, aveva 2 mogli, Chelea e Naara. Naara gli partorì Acuzam, Chefer, il Temanita e la Castarita. Questi erano i figli di Naara. Figli di Chelea: Seret, Socar, Etnan e Cos. Cos generò Anub, Assobebà e le famiglie di Acarchiel, figlio di Arun. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre l'aveva chiamato Jabes poiché diceva: io l'ho partorito con dolore. Jabes invocò il Dio di Israele dicendo: se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi tenessi lontano dal male in modo che non debba soffrire. Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Chelub generò Mechir, che fu padre di Eston. Eston generò Bet Rafah, Paseach e Techinnà, padre di Irnakas. Questi sono gli uomini di Recà. Figli di Kenaz: Otniel e Seraiah. Figli di Otniel: Catat e Meonotai. Meonotai generò Ofra. Seraiah generò Joab, padre degli abitanti della valle degli artigiani, poiché erano artigiani. Figli di Caleb, figlio di Jefunne: Ir, Elà e Naam. Figli di Elà: Kenaz. Figli di Yallalel: Zif, Zifa, Tiria e Asarel.
figli di Esdra, Jeter, Mered, Efer e Yalon. Essa concepì Miriam, Semmai e Isbac, padre di Estemoa. Sua moglie, la Giudea, generò Jered, padre di Gerod, Cheber, padre di Soco, e Jecutiel, padre di Zanoach. Questi sono i figli di Bitia, figlia del faraone, che Mered aveva presa in moglie. Figli della moglie di Odia, sorella di Nakam, padre di Keila il Garmita e di Estemoa il Maacatita. Figli di Simone, Ammon, Rinnà, Ben Canan e Tilon. Figli di Isi, Zochiet e Ben Zochiet. Figli di Selah, figlio di Giuda, padre di Leca, Lada, padre di Maresa, e le famiglie dei lavoratori del bisso a Bet Asbea, Joachim, l'agente di Cozeba, Joas e Saraf, che dominarono in Moab e poi tornarono a Betlemme. Ma si tratta di fatti antichi. Erano vasai e abitavano a Netaim e a Gederà. Abitavano là con il re al suo servizio. Figli di Simeone, Namuel, Yamin, Yarib e Zerach, Saul, di cui fu figlio Sallum, di cui fu figlio Misbam, di cui fu figlio Misma. Figli di Misma, Camuel, di cui fu figlio Zacur, di cui fu figlio Simei. Simei ebbe 16 figli e 6 figlie, ma i suoi fratelli non ebbero molti figli. Tutte le loro famiglie non si moltiplicarono come quelle dei discendenti di Giuda. Si stabilirono a Bersabea, a Moladà, a Casar Sual, a Bilà, a Esem, a Tolad, a Betuel, a Cormà, a Siclag, a Bet Marcabot, a Casar Susim, a Bet Biri e a Sarahim. Queste furono le loro città fino al regno di Davide. I loro villaggi erano Heitam, Ain, Rimmon, Tochen e Asen, 5 città e tutti i villaggi che erano intorno a queste città fino a Baal. Questa era la loro sede e questi i loro nomi nei registri genealogici. Mesobab, Yamlech, Yosa, figlio di Amasia, Joele, Jeu, figlio di Josibia, figlio di Seraiah, figlio di Asiel, Elioenai, Jacoba, Yesokaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaiah, Ziza, figlio di Sifi, figlio di Allon, figlio di Jedaiah, figlio di Simri, figlio di Semaiah. Questi elencati per nome erano capi nelle loro famiglie. I loro casati si estesero molto. Andarono verso l'ingresso di Gedor fino a oriente della valle, in cerca di pascoli per le loro greggi. Trovarono pascoli pingui e buoni. La regione era estesa, tranquilla e quieta, poiché prima vi abitavano i discendenti di Cam. Ma gli uomini di cui sono stati elencati i nomi al tempo di Ezechia, re di Giuda, assalirono e sbaragliarono le loro tende e i Meuniti che si trovavano là. Li votarono allo sterminio che è durato fino ad oggi e ne occuparono il posto poiché era ricco di pascoli per le greggi.
Alcuni di loro, fra i discendenti di Simeone, andarono sulle montagne di Seir. 500 uomini guidati da Pelatia, Nearia, Refaiah e Uziel, figli di Isi. Eliminarono i superstiti degli Amaleciti e si stabilirono là fino ad oggi. Figli di Ruben, primogenito di Israele. Egli era il primogenito, ma poiché aveva profanato il letto del padre, la primogenitura fu assegnata ai figli di Giuseppe, figlio di Israele. Ma questa primogenitura non fu registrata. Giuda infatti prevalse sui fratelli e un suo discendente divenne capo. Tuttavia la primogenitura appartiene a Giuseppe. Figli di Ruben, primogenito di Israele: Enoch, Pallu, Chesron e Carmi. Figli di Gioele: Semaia, di cui fu figlio Gog, di cui fu figlio Simei, di cui fu figlio Mica, di cui fu figlio Reia, di cui fu figlio Baal, di cui fu figlio Bera, che fu deportato nella deportazione di Tiglat-Pileser, re d'Assiria. Egli era il capo dei Rubeniti. Suoi fratelli, secondo le loro famiglie, come sono iscritti nelle genealogie, furono: il primo Jeiel, quindi Zeccaria, e Bela, figlio di Azaz, figlio di Sema, figlio di Gioele, che dimorava ad Araroer e si estendeva fino al Nebo e a Baal Meon. A oriente raggiungevano il limite del deserto che va dal fiume Eufrate in qua, perché le loro greggi erano numerose nel territorio di Galaad. Al tempo di Saul mossero guerra agli Agareni. Caduti questi nelle loro mani, essi si stabilirono nelle loro tende su tutta la parte orientale di Galaad. I figli di Gad, di fronte a loro, dimoravano nella regione di Basan fino a Salcà. Gioele il primo, Safam secondo, quindi Yanai e Safat in Basan. Loro fratelli, secondo i loro casati, furono Michele, Mesullam, Seba, Yorai, Yacan, Sia ed Eber. 7. Costoro erano figli di Abicail, figlio di Curi, figlio di Yaroach, figlio di Galad, figlio di Michele, figlio di Sisai, figlio di Yacdo, figlio di Buz. Achi, figlio di Abdiel, figlio di Guni, era il capo del loro casato. Dimoravano in Galaad e in Basan e nelle loro dipendenze e in tutti i pascoli di Saron fino ai loro estremi confini. Tutti costoro furono registrati negli elenchi genealogici di Jotam, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, re di Israele. Figli di Ruben, i Gaditi e metà della tribù di Manasse, gente valorosa, armata di scudo e di spada, tiratori di arco ed esperti della guerra. Potevano uscire in campo in numero di 44.760. Essi attaccarono gli Agareni, Yetur, Nafis e Nodab. Erano stati soccorsi contro costoro perché durante l'assalto si erano rivolti a Dio, che li aiutò per loro fiducia in Lui, e così gli Agareni e tutti i loro alleati furono consegnati nelle loro mani. Essi razziarono il bestiame degli Agareni, 50.000 cammelli, 250.000 pecore, 2.000 asini e 100.000 persone, poiché numerosi furono i feriti a morte, dato che la guerra era voluta da Dio. I vincitori si stabilirono nei territori dei vinti fino alla deportazione. I figli di metà della tribù di Manasse
abitavano nella regione che si estende da Basan a Baal Hermon, a Senir e al monte Hermon. Essi erano numerosi. Questi sono i capi dei loro casati: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Geremia, Odavia e Yacdiel, uomini valorosi e famosi, capi dei loro casati. Ma furono infedeli al Dio, prostituendosi agli dei delle popolazioni della terra, che Dio aveva distrutte davanti a loro. Il Dio di Israele eccitò lo spirito di Pul, re d'Assiria, cioè lo spirito di Tiglat-Pileser, re di Assiria, che deportò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manasse. Li condusse a Chelach e presso il Cabor, a Dara e al fiume di Gozan, ove rimangono ancora oggi. Figli di Levi: Gerson, Cheat e Merari. Figli di Cheat: Amram, Isar, Ebron e Uziel. Figli di Amram: Aronne, Mosè e Maria. Figli di Aronne: Nadab, Abiu, Eleazaro e Itamar. Eleazaro generò Finez. Finez generò Abisua. Abisua generò Buchi. Buchi generò Uzzi. Uzzi generò Zerachia. Zerachia generò Maraiot. Maraiot generò Amaria. Amaria generò Achitub. Achitub generò Sadoc. Sadoc generò Achimas. Achimas generò Azaria. Azaria generò Giovanni. Giovanni generò Azaria, che fu sacerdote nel tempio costruito da Salomone a Gerusalemme. Azaria generò Amaria. Amaria generò Achitub. Achitub generò Sadoc. Sadoc generò Sallum. Sallum generò Chilchia. Chilchia generò Azaria. Azaria generò Seraiah. Josadac partì quando il Signore, per mezzo di Nabucodonosor, fece deportare Giuda e Gerusalemme.
Levi, Gersom, Kehat e Merari. Questi sono i nomi dei figli di Gersom, Libni e Simei. Figli di Kehat, Amram, Isar, Hebron e Uzziel. Figli di Merari, Macli e Musi. Queste sono le famiglie di Levi secondo i loro casati. Gersom ebbe per figlio Libni, di cui fu figlio Yacat, di cui fu figlio Zimmah, di cui fu figlio Joach, di cui fu figlio Iddo, di cui fu figlio Zerach, di cui fu figlio Jeotrai. Figli di Kehat, Amminadab, di cui fu figlio Core, di cui fu figlio Assir, di cui fu figlio Elkanah, di cui fu figlio Abisaf, di cui fu figlio Assir, di cui fu figlio Tocat, di cui fu figlio Uriel, di cui fu figlio Ozia, di cui fu figlio Saul. Figli di Elkanah, Amasai e Achimot, di cui fu figlio Elkanah, di cui fu figlio Sufai, di cui fu figlio Nacat, di cui fu figlio Eliab, di cui fu figlio Ierocam, di cui fu figlio Elkanah. Figli di Samuele, Gioele primogenito e Abia secondo. Figli di Merari, Macli, di cui fu figlio Libni, di cui fu figlio Simei, di cui fu figlio Uzza, di cui fu figlio Simea, di cui fu figlio Aghia e di cui fu figlio Asaia. Ecco, coloro ai quali Davide affidò la direzione del canto nel Tempio del Signore, dopo che vi ebbe sede l'arca. Essi esercitarono l'ufficio di cantori davanti alla dimora della tenda del convegno, finché Salomone non costruì il Tempio del Signore a Gerusalemme. Nel servizio si attenevano alla regola fissata per loro. Questi furono gli incaricati e questi i loro figli. Tra i Cheatiti, Eman il cantore, figlio di Gioele, figlio di Samuele, figlio di Elkanah, figlio di Ierocam, figlio di Eliel, figlio di Toach, figlio di Suf, figlio di Elkanah, figlio di Macat, figlio di Amasai, figlio di Elkanah, figlio di Gioele, figlio di Azaria, figlio di Sofonia, figlio di Tacat, figlio di Assir, figlio di Abiasaf, figlio di Core, figlio di Isar, figlio di Kehat, figlio di Levi, figlio di Israele. Suo fratello era Asaf, che stava alla sua destra. Asaf, figlio di Berechia, figlio di Simea, figlio di Michele, figlio di Basea, figlio di Malchia, figlio di Etni, figlio di Zerach, figlio di Adaia, figlio di Etan, figlio di Zimmah, figlio di Simei, figlio di Yacat, figlio di Gersom, figlio di Levi. I figli di Merari, loro fratelli, che stavano alla sinistra, erano Etan, figlio di Chisi, figlio di Abdi, figlio di Malluk, figlio di Casabia, figlio di Amasia, figlio di Chelchia, figlio di Amsi, figlio di Bani, figlio di Semer, figlio di Macli, figlio di Musi, figlio di Merari, figlio di Levi. I loro fratelli, Leviti, erano addetti a ogni servizio della dimora nel Tempio di Dio. Aaron e i suoi figli bruciavano le offerte sull'altare dell'olocausto e sull'altare dell'incenso. Curavano tutto il servizio nel Santo dei Santi e compivano il rito espiatorio per Israele, secondo quanto aveva comandato Mosè, servo di Dio.
Questi sono i figli di Aronne: Eleazzaro, di cui fu figlio Finees, di cui fu figlio Abisua, di cui fu figlio Bucchi, di cui fu figlio Uzzi, di cui fu figlio Zerachia, di cui fu figlio Maraiot, di cui fu figlio Amaria, di cui fu figlio Agitub, di cui fu figlio Sadoc, di cui fu figlio Achimas. Queste sono le loro residenze secondo i loro attendamenti nei rispettivi territori. Ai figli di Aronne della famiglia dei Cheatiti, che furono sorteggiati per primi, fu assegnata Hebron, nel territorio di Giuda, con i suoi pascoli vicini, ma i terreni della città e i suoi villaggi furono assegnati a Caleb, figlio di Jefunne. Ai figli di Aronne furono assegnate come città di asilo Hebron, Libna con i suoi pascoli, Yattir, Estemoa con i suoi pascoli, Chilez con i suoi pascoli, Debir con i suoi pascoli, Asan con i suoi pascoli, Bet Semes con i suoi pascoli, e nella tribù di Beniamino Gheba con i suoi pascoli, Alemet con i suoi pascoli, Anatot con i suoi pascoli. Totale 13 città con i loro pascoli. Agli altri figli di Keat, secondo le loro famiglie, furono assegnate in sorte 10 città, prese dalla tribù di Efraim, dalla tribù di Dan e dalla metà della tribù di Menasse. Ai figli di Gersom, secondo le loro famiglie, furono assegnate 13 città, prese dalla tribù di Issachar, dalla tribù di Aser, dalla tribù di Neftali e dalla tribù di Manasse in Basan. Ai figli di Merari, secondo le loro famiglie, furono assegnate in sorte 12 città, prese dalla tribù di Ruben, dalla tribù di Gad e dalla tribù di Zabulon. Gli israeliti assegnarono ai Leviti queste città con i loro pascoli. Queste città, prese dalle tribù dei figli di Giuda, dei figli di Simeone e dei figli di Beniamino, le assegnarono in sorte dando loro il relativo nome. Alle famiglie dei figli di Keat furono assegnate in sorte città appartenenti alla tribù di Efraim. Assegnarono loro come città di asilo Sichem con i suoi pascoli, sulle montagne di Efraim, Gezer con i suoi pascoli, Yokmeam con i suoi pascoli, Betoron con i suoi pascoli, Ayalon con i suoi pascoli, Gat Rimon con i suoi pascoli, e dalla metà della tribù di Menasse Aner con i suoi pascoli, Bileam con i suoi pascoli. Queste città erano per la famiglia degli altri figli di Keat. Ai figli di Gersom, secondo le loro famiglie, assegnarono in sorte dalla metà della tribù di Manasse Golan in Basan con i suoi pascoli e Astarot con i suoi pascoli. Dalla tribù di Issachar, Chedes con i suoi pascoli, Deberat con i suoi pascoli, Ramot con i suoi pascoli e Anem con i suoi pascoli. Dalla tribù di Aser, Masal con i suoi pascoli, Abdon con i suoi pascoli, Kukok con i suoi pascoli e Rekob con i suoi pascoli. Dalla tribù di Neftali, Chedes di Galilea con i suoi pascoli, Cammon con i suoi pascoli e Kiriataim con i suoi pascoli. Agli altri figli di Merari, dalla tribù di Zabulon, furono assegnate Rimmon con i suoi pascoli e Tabor con i suoi pascoli. Oltre il Giordano di Gerico, a oriente del Giordano, dalla tribù di Ruben, Bezer nel deserto con i suoi pascoli, Ias con i suoi pascoli, Chedemot con i suoi pascoli, Nefat con i suoi pascoli. Dalla tribù di Gad, Ramot in Galad con i suoi pascoli, Macanaim con i suoi pascoli, Chesbon con i suoi pascoli e Yaser con i suoi pascoli.
Figli di Issacar, Tola, Pua, Yasub, Simron, 4. Figli di Tola, Uzzi, Refaiah, Yeriel, Yachmai, Ibsam, Samuele, capi dei casati di Tola, uomini valorosi nella loro genealogia. Al tempo di Davide il loro numero era di 22.600. Figli di Uzzi, Izrachia, figli di Izrachia, Michele, Abdia, Gioele, Issia, in tutto 5 capi. Suddivisi secondo le loro genealogie e i loro casati, avevano 36.000 uomini nelle loro schiere armate per la guerra, poiché abbondavano di mogli e di figli. I loro fratelli appartenenti a tutte le famiglie di Issacar, uomini valorosi, secondo il loro censimento erano 86.000 in tutto. Figli di Beniamino, Bela, Becher, Yaedel, 3. Figli di Bela, Esbon, Uzzi, Uziel, Yerimot, Iri, 5 capi dei loro casati, uomini valorosi, secondo il loro censimento erano 22.034. Figli di Becher, Zemirah, Joas, Eliezer, Elioneai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, Elemet, tutti costoro erano figli di Becher. Il loro censimento, seguito secondo le loro genealogie in base ai capi dei loro casati, indicò 22.200 uomini valorosi. Figli di Yediael, Bilan, figli di Bilan, Jeus, Beniamino, Eud, Cenà, Zetan, Tarsis, Achisaka, tutti questi erano figli di Yediael, capi dei loro casati, uomini valorosi, in numero di 17.200, pronti per una spedizione militare e per combattere. Suppim, Cuppim, figli di Ir, Cusim, figlio di Acher, figli di Neftali, Jecasiel, Giuni, Jeser, Sallum, figli di Bila, figli di Manasse, Asriel, partorito dalla concubina aramea che partorì anche Machir, padre di Galad. Machir prese una moglie per Cuppim e Suppim, sua sorella si chiamava Maca. Il secondo figlio si chiamava Selofhad. Selofhad aveva solo figlie. Maca, moglie di Machir, partorì un figlio che chiamò Peres, mentre suo fratello si chiamava Seres. Suoi figli erano Ulam e Rechem. Figlio di Ulam, Bedan. Questi furono i figli di Galad, figlio di Machir, figlio di Manasse. La sua sorella Ammolechè partorì Isod, Abiezer, Maca. Figli di Semida furono Achian, Sichem, Lichi, Aniam. Figli di Efraim, Sutela, di cui fu figlio Bered, di cui fu figlio Takà, di cui fu figlio Eladà, di cui fu figlio Takà, di cui fu figlio Zebdà, di cui furono figli Sutela, Ezer e Elad, uccisi dagli uomini di Ga, indigeni della regione, perché erano scesi a razziarne il bestiame. Il loro padre, Efraim, li pianse per molti giorni e i suoi fratelli vennero per consolarlo. Quindi si unì alla moglie che rimase incinta e partorì un figlio che il padre chiamò Berà, perché è nato con la sventura in casa. Figlia di Efraim fu Serà, la quale edificò Betoron, inferiore e superiore, Uzen Serà. Suo figlio fu anche Refà, di cui fu figlio Resef, di cui fu figlio Telà, di cui fu figlio Takam, di cui fu figlio Ladan, di cui fu figlio Ammiud, di cui fu figlio Elisamà, di cui fu figlio Nun, di cui fu figlio Giosuè. Loro proprietà e loro residenza furono Betel con le sue dipendenze, a oriente Naran, a occidente Gezer con le sue dipendenze, Sichem con le sue dipendenze fino a Yah con le sue dipendenze. Appartenevano ai figli di Manasse Bet-Sian con le dipendenze, Tanak con le sue dipendenze, Megiddo con le sue dipendenze, Dor con le sue dipendenze. In queste località abitavano i figli di Giuseppe, figlio di Israele. Figli di Aser, Imna, Isva, Isvi, Beria e la loro sorella Serà. Figli di Beria, Cheber, Malchiel, padre di Birzà. Cheber generò Yaflet, Semer, Kotam, sua loro sorella. Figli di Yaflet, Pasak, Bimal, Asvat. Questi furono i figli di Yaflet. Figli di Semer suo fratello, Roga, Cuba, Aram. Figli di Chelem suo fratello, Sofac, Imna, Seles, Samal. Figli di Sofac, Suac, Carnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Samma, Silsa, Itran, Bera. Figli di Yeter, Yefunne, Pispa, Ara. Figli di Ullà, Arak, Caniel, Risia. Tutti costoro furono figli di Aser.
capi di casato, uomini scelti e valorosi, capi tra i principi. Nel loro censimento, eseguito in base alla capacità militare, risultò il numero di 26.000. Beniamino generò Bela, suo primogenito, Asbel, secondo, Achira, terzo, Noca, quarto, Rafa, quinto. Bela ebbe come figli Addar, Ghiera, padre di Ehud, Bisua, Naaman, Aqua, Ghiera, Sebufan, Cura. Questi furono i figli di Ehud, che erano capi di casato fra gli abitanti di Gheba e che furono deportati a Manacà. Naaman, Achia, Ghiera, che li deportò e generò Uzza e Achicur. Sacaraim ebbe figli nel territorio di Moab, dopo aver ripudiato le mogli Cusim e Baran. Da Codes, sua moglie, generò Iobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeus, Sachia, Mirma. Questi furono i suoi figli, capi di casato. Da Cusim generò Abitub ed Elpal, figli di Elpal, Eber, Misam e Semer, che costruì Ono, Lod con le sue dipendenze. Beria e Seba, che furono capi di casato tra gli abitanti di Ayaron, misero in fuga gli abitanti di Gad. Loro fratelli Sasak, Yeremot, Zebadia, Arad, Eder, Michele, Ispa, Ioca erano figli di Beria. Zebadia, Mesullam, Tizkir, Keber, Ismerai, Izlia, Iobab erano figli di Elpal. Yachim, Zikri, Zabdi, Elienai, Silletai, Elier, Adaiah, Beraiah e Simrat erano figli di Simei. Ispan, Eber, Elier, Abdon, Zikri, Canan, Anania, Elam, Antodia, Ifidia, Penuel erano figli di Sasak. Samserai, Secaria, Atalia, Iaresia, Elia, Zikri erano figli di Jerocam. Questi erano capi di casato, secondo le loro genealogie, essi abitavano a Gerusalemme. A Gabaon abitava il padre di Gabaon, la cui moglie si chiamava Macà. Suo figlio primogenito era Abdon, poi Sur, Kis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Achio, Zecher, Miklot. Miklot generò Simea. Anche costoro già, i loro fratelli, abitavano a Gerusalemme assieme a loro. Ner generò Kis generò Saul generò Jonathan, Malchisua, Abdinab e Isbal. Figlio di Jonathan fu Meribal generò Mica, figli di Mica, Piton, Melech, Tarea, Akaz generò Yoadda generò Alemet, Azmavet, Zimri generò Mosa generò Binea, di cui fu figlio Rafa, di cui fu figlio Elasa, di cui fu figlio Asel. Asel ebbe 6 figli, che si chiamavano Azricam, Bogro, Ismaele, Searia, Abdia e Canaan. Tutti questi erano figli di Asel. Figli di Esek, suo fratello, Ulam, suo primogenito, Jesus secondo e Elifelet terzo. I figli di Ulam erano uomini valorosi e tiratori di arco. Ebbero numerosi figli e nipoti, 150. Tutti questi erano discendenti da Beniamino. Tutti gli israeliti furono registrati per genealogie e iscritti nel libro dei re di Israele e di Giuda. Per le loro colpe furono deportati a Babilonia. I primi abitanti che si erano ristabiliti nelle loro proprietà, nelle loro città, erano israeliti, sacerdoti, leviti e oblati. A Gerusalemme abitavano figli di Giuda, di Beniamino, di Efraim e di Manasse. Utai, figlio di Ammiud, figlio di Omri, figlio di Imri, figlio di Bani, dei figli di Peres, figlio di Giuda. Tra i Siloniti, Asaia, il primogenito, e i suoi figli. Tra i figli di Zerach, Yeuel. Con i loro fratelli erano 690 in tutto. Tra i figli di Beniamino, Sallu, figlio di Mesullam, figlio di Odavia, figlio di Assenua, Ibnia, figlio di Jerocam, Ela, figlio di Uzzi, figlio di Micri, e Mesullam, figlio di Stefatia, figlio di Reuel, figlio di Ibnia. I loro fratelli, secondo le loro genealogie, erano 956. Tutti costoro erano capi di casato. Tra i sacerdoti, Jedaiah, Joarib, Jachin e Azaria, figlio di Chelchia, figlio di Mesullam, figlio di Sadok, figlio di Meraiò, figlio di Achitub, capo del Tempio di Dio. Adaiah, figlio di Jerocam, figlio di Pascur, figlio di Malchia, e Masai, figlio di Adiel, figlio di Yachzerah,
figlio di Mesullam, figlio di Mesillemi, figlio di Immer. I loro fratelli, capi dei loro casati, erano 1760, uomini abili in ogni lavoro per il servizio del Tempio di Dio. Dei Leviti, Semaia, figlio di Cassub, figlio di Azricam, figlio di Casabia, dei figli Merari, Bacbacar, Chieres, Galal, Mattania, figlio di Mica, figlio di Zicri, figlio di Asaf, Abdia, figlio di Semaia, figlio di Galal, figlio di Yedutun, Berechia, figlio di Asaf, figlio di Elkanah, che abitava nei villaggi dei Netofatiti. Dei portieri, Sallum, Akub, Talmon, Achiman e i loro fratelli. Sallum era il capo e sta fino ad oggi alla porta del re a oriente. Costoro erano i portieri degli accappamenti dei figli di Levi. Sallum, figlio di Cori, figlio di Ebiasaf, figlio di Core, e i suoi fratelli, i Coriti, del suo casato attendevano il servizio liturgico. Erano custodi della soglia della tenda e i loro padri custodivano l'ingresso nell'accappamento del Signore. Fines, figlio di Elezzaro, era un tempo il loro capo, il Signore sia con lui. Zaccaria, figlio di Meselemia, custodiva la porta della tenda del convegno. Tutti costoro, scelti come custodi della soglia, erano 212. Erano iscritti nelle genealogie secondo i loro villaggi. Li avevano stabiliti nell'ufficio per la loro fedeltà Davide e il veggente Samuele. Essi e i loro figli avevano la responsabilità delle porte nel Tempio del Signore, cioè nella casa della tenda. C'erano portieri ai 4 lati, oriente, occidente, settentrione e meridione. I loro fratelli, che abitavano nei loro villaggi, di tanto in tanto dovevano andare con loro per 7 giorni. Poiché erano sempre in funzione, quei 4 portieri maggiori, che erano leviti, controllavano le stanze e i tesori del Tempio di Dio. Alloggiavano nelle adiacenze del Tempio di Dio perché a loro incombeva la custodia e la sua apertura ogni mattina. Di essi alcuni controllavano gli oggetti per il culto, che contavano quando li portavano dentro e quando li riportavano fuori. Alcuni erano incaricati degli arredi, di tutti gli oggetti del santuario, della farina, del vino, dell'olio, dell'incenso e degli aromi. Alcuni fra i figli dei sacerdoti preparavano le sostanze aromatiche per i profumi. Il levita Mattitia, primogenito di Sallum il Corita, per la sua fedeltà era incaricato di ciò che si preparava nei tegami. Tra i figli dei Chiatiti, alcuni loro fratelli badavano ai piani dell'offerta da disporre ogni sabato. Questi erano i cantori, capi di casato, levitici. Vivevano liberi da altri compiti nelle stanze del Tempio, perché giorno e notte erano in attività. Questi erano i capi delle famiglie levitiche secondo le loro genealogie. Essi abitavano a Gerusalemme. A Gabaon abitavano il padre di Gabaon e Jeiel, la cui moglie si chiamava Macà, suo figlio primogenito Abdon, poi Sur, Chis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achio, Zaccaria e Miclot. Miclot generò Simeano. Anche costoro, come già i loro fratelli, abitavano a Gerusalemme assieme a loro. Ner generò Chis, Chis generò Saul, Saul generò Jonathan, Malchisua, Abinadab e Isbal. Figlio di Jonathan fu Meribal, Meribal generò Mica, figli di Mica, Piton, Melech, Tacrea. Akaz generò Yara, Yara generò Alemet, Azmavet, Zimri, Zimri generò Mosa. Mosa generò Binea, di cui figlio Refaiah, di cui figlio Elasà, di cui figlio Asel. Asel ebbe 6 figli, che si chiamavano Azricam, Bogru, Ismaele, Searia, Abdia, Canaan. Questi erano figli di Asel. I Filistei attaccarono Israele, ma gli uomini di Israele fuggirono davanti ai Filistei e caddero trafitti da loro sul monte Gelboe. I Filistei inseguirono molto da vicino Saul e i suoi figli e colpirono a morte Jonathan, Adinadab e Machisua, figli di Saul. La battaglia si concentrò intorno a Saul. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la spada e trafiggimi, prima che vengano quegli incirconcisi a schernirmi». Ma lo scudiero non volle perché era troppo spaventato.
Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla spada e morì. Così morì Saul, con i suoi 3 figli. Tutta la sua famiglia morì insieme. Quando tutti gli israeliti della valle videro che i loro erano in fuga e che erano morti Saul e i suoi figli, abbandonarono le loro città e fuggirono. Vennero i Filistei e vi si stabilirono. Il giorno dopo i Filistei vennero a spogliare i cadaveri e trovarono Saul e i suoi figli caduti sul monte Gelboe. Lo spogliarono, presero la testa e le armi e mandarono a dare il felice annuncio in giro nella terra dei Filistei, ai loro idoli e al popolo. Deposero le sue armi nel tempio del loro dio e appesero il suo teschio nel tempio di Dagon. Tutti gli abitanti di Jabes di Galad vennero a sapere tutto quello che i Filistei avevano fatto a Saul. Tutti i loro guerrieri andarono a prendere il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli e li portarono a Jabes. Seppellirono le loro ossa sotto la quercia di Jabes e fecero digiuno per 7 giorni. Così Saul morì a causa della sua infedeltà al Signore, perché non ne aveva ascoltato la parola e perché aveva evocato uno spirito per consultarlo. Non aveva consultato il Signore, per questo il Signore lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figlio di Jesse. Tutti gli israeliti si raccolsero intorno a Davide, a Hebron, e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore, tuo Dio, ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele. Tu sarai capo del mio popolo Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore. Ed essi unsero Davide, re di Israele, secondo la parola pronunciata dal Signore per mezzo di Samuele. Davide con tutto Israele andò a Gerusalemme, cioè Jebus, dove c'erano i Gebusei, abitanti della regione. Gli abitanti di Jebus dissero a Davide: «Tu qui non entrerai». Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide aveva detto: «Chi colpirà per primo i Gebusei diventerà capo e principe». Salì per primo Joab, figlio di Seruiah, che divenne così capo. Davide si stabilì nella rocca, che perciò fu chiamata città di Davide. Egli fortificò la città tutto intorno, dal Millo per tutto il suo perimetro. Joab restaurò il resto della città. Davide andava crescendo sempre più in potenza e il Signore degli eserciti era con lui. Questi sono i capi dei prodi di Davide, che si erano affermati con il valore nel suo regno e che insieme con tutto Israele lo avevano costituito re, secondo la parola del Signore nei riguardi di Israele. Ecco l'elenco dei prodi di Davide. Yasobam, figlio di un Acmonita, capo dei 3. Egli, impugnando la lancia contro 300 uomini, li trafisse in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazaro, figlio di Dodo, la Cocita. Era uno dei 3 prodi. Egli fu con Davide a Pas-Dammim. I Filistei vi si erano riuniti per combattere. C'era un campo pieno d'orzo e il popolo fuggì dinanzi ai Filistei. Egli allora si appostò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i Filistei. E il Signore operò una grande salvezza. 3 dei 30 capi scesero sulla roccia presso Davide, nella caverna di Adullam. Il campo dei Filistei era posto nella valle dei Refaim. Davide era allora nel rifugio e c'era una postazione di Filistei a Betlemme. Davide ebbe un desiderio e disse: «Se qualcuno mi desse da bere l'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme». I 3 irruppero nel campo filisteo, attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme, vicino alla porta, la presero e la presentarono a Davide, il quale però non ne volle bere, ma la sparse in onore del Signore dicendo: «Non sia mai, mio Dio, che io faccia una cosa simile. Dovrei bere il sangue di quegli uomini insieme con la loro vita?» Difatti l'hanno portata a rischio della propria vita. Non la volle bere. Tali gesta compirono quei 3 prodi. Abisai, fratello di Joab, fu il capo dei 30. Egli, impugnando la lancia contro 300 uomini, li trafisse. Si fece un nome fra i 30. Fu stimato doppiamente fra i 30 e divenne loro comandante, ma non giunse alla pari dei 3. Poi veniva Benaiah, figlio di Joiada, uomo valoroso di molte prodezze, originario di Kabsel. Egli uccise i 2 figli di Ariel, di Moab. Inoltre, sceso in una cisterna in un giorno di neve, vi abbatté un leone. Uccise anche un egiziano, alto 5 cubiti, il quale aveva in mano una lancia come un cilindro da tessitore. Egli andò incontro con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia e lo uccise con la sua stessa lancia. Questo fece Benaiah, figlio di Joiada, e si fece un nome fra i 30 prodi. Fu glorioso fra i 30, ma non giunse alla pari dei 3. Davide lo mise a capo del suo corpo di guardia. Ecco i prodi valorosi. Asael,
fratello di Joab, Elcanan, figlio di Dodo, di Betlemme, Sammot di Carod, Cheles di Pelet, Ira, figlio di Iches, di Tecoa, Abiezer di Anatot, Sibecai di Cusa, Ilai di Acoc, Marai di Netofà, Cheled, figlio di Banà, di Netofà, Itai, figlio di Ribai, di Gaba, dei figli di Beniamino, Benaia di Piraton, Curai di Necalegas, Abiel di Arbat, Azmavet di Bacurim, Eliacba di Salbon, Yasen di Gun, Jonathan, figlio di Saghè, di Arar, Achiam, figlio di Sacar, di Arar, Elifelet, figlio di Ur, Chefer di Mecherà, Achia di Pelon, Chesro di Carmel, Narai, figlio di Ezbai, Gioele, fratello di Natan, Mibcar, figlio di Agri, Selec l'Ammonita, Nacrai di Berot, scudiero di Joab, figlio di Seruiah, Ira di Jeter, Gareb di Jeter, Uria Littita, Zabad, figlio di Aclai, Adinà, figlio di Sisa il Rubenita, capo dei Rubeniti, e con lui altri 30, Canan, figlio di Macà, Giosafat di Meten, Ozia di Astarot, Samà e Eiel, figli di Cotam di Aroer, Yediael, figlio di Zimri, e Ioca, suo fratello, di Tisì, Eliel di Macavim, Yerabai e Osea, figli di Elnam, Itma, il Moabita, Eliel, Obed e Yasiel di Soba. Questi sono gli uomini che raggiunsero Davide a Siclag, quando ancora fuggiva di fronte a Saul, figlio di Chis. Essi erano i prodi che l'aiutarono in guerra. Erano armati d'arco e sapevano tirare frecce e sassi con la destra e con la sinistra. Erano della tribù di Beniamino, fratelli di Saul, Achiezer, il capo, e Joas, figlio di Semà, di Gaba, Yeziel e Pelè, figlio di Azmavet, Beracà e Jeu di Anatot, Ismaia di Gabaon, prode fra i 30 e sopra i 30, Geremia, Yecaziel, Giovanni e Josabad di Gederà, Eleuzai, Eurimot, Bealia, Semaria, Sefatia di Carif, Elcanà, Issia, Azarel, Yoser, Josabam, Coriti, Joelà e Zebadia, figlio di Jerocam di Gedor. Dei Gaditi alcuni uomini passarono a Davide nella fortezza del deserto. Erano uomini valorosi, guerrieri pronti a combattere, abili nell'uso dello scudo e della lancia. Sembravano leoni ed erano agili come gazzelle sui monti. Ezer era il capo, Abdia il secondo, Eliab il terzo, Mismannà il quarto, Geremia il quinto, Attai il sesto, Eliel il settimo, Giovanni l'ottavo, Elzabad il nono, Geremia il decimo, Macbannai l'11. Costoro erano discendenti di Gad, capi dell'esercito. Il più piccolo ne comandava 100, il più grande 1000. Questi attraversarono il Giordano nel primo mese dell'anno, mentre era in piena su tutte le rive, e misero in fuga tutti gli abitanti della valle a oriente e a occidente. Alcuni dei figli di Beniamino e di Giuda andarono da Davide fino alla sua fortezza. Davide uscì loro incontro e, presa la parola, disse loro: «Se siete venuti da me con intenzioni pacifiche per aiutarmi, sono disposto a unirmi a voi. Ma se venite per tradirmi e consegnarmi ai miei avversari, mentre non c'è violenza nelle mie mani, il Dio dei nostri padri veda e punisca». Allora lo spirito invase Amasai, capo dei 30. «Per te, Davide, e con te, figlio di Jesse. Pace, pace a te, e pace a chi ti aiuta, perché il tuo Dio ti aiuta». Davide li accolse e li costituì capi di schiere. Anche da Manasse alcuni passarono a Davide, mentre insieme con i Filistei marciava in guerra contro Saul. Egli però non li aiutò, perché essendosi consultati, i principi dei Filistei lo rimandarono dicendo: «A danno delle nostre teste, egli passerebbe a Saul, suo signore». Mentre era diretto a Siclag, passarono dalla sua parte i Manassiti Adnac, Josabad, Jedeel, Michele, Josabad, Eliu e Silletai, capi di migliaia di tribù di Manasse. Essi aiutarono Davide contro i razziatori, perché erano tutti valorosi e divennero comandanti dell'esercito. In verità ogni giorno alcuni passavano dalla parte di Davide per aiutarlo, e così il suo divenne un accampamento enorme. Ecco le cifre dei capi armati che passarono a Davide, a Hebron, per trasferire il regno da Saul a lui, secondo l'ordine del Signore. Dei figli di Giuda, che portavano scudo e lancia, 6.800 armati. Dei figli di Simeone, uomini valorosi in guerra, 7.100. Dei figli di Levi, 4.600. Inoltre Joiadà, condottiero della famiglia di Aronne, e con lui 3.700. E Sadoc, giovane molto valoroso, e il casato con i 22 comandanti. Dei figli di Beniamino, fratelli di Saul, 3.000, perché in massima parte essi rimasero al servizio della casa di Saul. Dei figli di Efraim,
20.800 uomini valorosi, celebri nei loro casati. Di metà della tribù di Manasse, 18.000, che furono designati per nome per andare a proclamare re Davide. Dei figli di Issacar, che conoscevano bene i vari tempi, in modo da sapere che cosa dovesse fare Israele, 200 capi, e tutti i loro fratelli alle loro dipendenze. Di Zabulon, 50.000, arruolati nell'esercito, pronti per la battaglia con tutte le armi da guerra, disposti ad aiutare senza doppiezza. Di Neftali, 1.000 comandanti, e con loro 37.000 dotati di scudo e di lancia. Dei Daniti, 28.600, armati per la guerra. Di Aser, 40.000 guerrieri arruolati nell'esercito e armati per la guerra. Dalla Transgiordania, ossia dei Rubeniti, dei Gaditi e di metà della tribù di Manasse, 120.000 con tutte le armi da guerra. Tutti costoro, guerrieri pronti a marciare con cuore leale, si recarono a Hebron per proclamare Davide re su tutto Israele. Anche tutto il resto di Israele era concorde nel proclamare re Davide. Rimasero là con Davide 3 giorni, mangiando e bevendo quanto i fratelli avevano preparato per loro. Anche i loro vicini e perfino Issacar da Zabulon e da Neftali avevano portato cibarie con asini, cammelli, muli e buoi. Farina, schiacciate di fichi, uva passa, vino, olio, buoi e pecore in gran quantità, perché c'era gioia in Israele.